La ciclovia Alpe Adria è un fiore all'occhiello della mobilità lenta regionale, aumenta l'attrattività e contribuisce allo sviluppo delle comunità locali. Fondamentale mantenerla sicura e funzionale. Sono stati consegnati proprio a questo scopo i lavori per il rinnovamento e l'efficientamento degli impianti di illuminazione in 16 gallerie del tratto compreso tra Tarvisio e Moggio Udinese, lungo 34 km, e per gli interventi di sistemazione delle volte. Sì, si tratta di un intervento molto importante che FVG Strade ha progettato e che adesso verrà messo in opera a partire da oggi per 180 giorni. Si tratta di un intervento di miglioramento dell'illuminazione delle gallerie nel tratto di Chiusaforte, ma anche di Moggio Udinese. Ce ne sono diverse lungo il tratto della ciclabile che sfrutta l'ex dime della vecchia ferrovia e altre piccole manutenzioni che però sono indispensabili per tenere ovviamente in massima efficienza questa ciclovia che fa dei numeri sempre più da record. L'intervento, del valore complessivo di 1.238.000 euro, prevede una durata contrattuale di 180 giorni. Approfitto tra l'altro per dire che abbiamo aggiudicato inoltre come regione, invece in questo caso è la regione stessa che sta facendo l'appalto per la realizzazione dei lavori della nuova trilive, che è la ciclovia FVG2, che unirà da est a ovest la regione e che incrocerà la FVG1 che invece attraversa da nord a sud la regione, da Cocao a Grado. Quindi tanti lavori per la ciclabilità, che è un motore dell'economia del Friuli Venezia Giulia.